Ancora un arresto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina al confine italo-sloveno, precisamente al valico di Stupizza. I militari della Guardia di Finanza di Udine hanno intercettato un'auto in ingresso in Italia con a bordo 5 cittadini pakistani. Per 3 di loro è scattato il controllo dei documenti e 2 sono risultati clandestini, mentre l'autista del mezzo è stato arrestato in flagranza e trasferito in carcere. Fondamentale per ricostruire la rotta e i flussi di denaro l'analisi dei telefoni cellulari sequestrati dai finanzieri che hanno operato in sinergia con il commissariato di polizia di Cividale del Friuli. Per l'arrestato il giudice ha poi disposto il divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia, mentre i migranti irregolari hanno formalizzato la richiesta di asilo politico. Un'operazione che si inserisce nel quadro dei controlli straordinari alla frontiera terrestre riattivati dall'Italia nell'ottobre del 2023, una misura drastica decisa allora dal governo sull'onda dei timori di infiltrazioni terroristiche dopo l'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre e focalizzata proprio sulla delicatissima rotta balcanica. Ma il tema dei confini blindati è oggi al centro di un duro braccio di ferro con Bruxelles. L'Unione Europea sta infatti spingendo per eliminare gradualmente questi controlli temporanei all'interno dello spazio Schengen, chiedendo agli Stati membri di tornare alla piena libertà di circolazione, una richiesta che si scontra tuttavia con la realtà dei fatti sul territorio e con la costante pressione migratoria che le forze dell'ordine continuano a registrare quotidianamente lungo i nostri confini orientali.